Grazie, arrivederci. Allora sai, qui al mercato dell'Arcella per la campagna elettorale? Sì, siamo proprio qua per andare vicino ai cittadini, capire le loro esigenze e soprattutto ascoltare. Siamo pronti per questo viaggio? Siamo pronti, direi. Partiamo? Andiamo. Sono Maurizio Saia, 55 anni, candidato a sindaco a Padova. Sono celibe, non sono sposato, non mi sono mai sposato, non ho figli. Di lavoro sono un promotore finanziario, dannata, ma soprattutto un consulente finanziario per le aziende. Sono unico candidato fuori da tutti i partiti con la mia lista Rifare Padova. Dopo la mia lista sono arrivati altre 7 liste e 12-13 gruppi politici. Sono quasi tutte liste civiche. Dove vorrebbe portare Padova? Voglio portarla nel posto che merita per le sue primati e per le sue competenze, a essere di nuovo la capitale del nord-est. Si può portare in 2 luoghi che sono i simboli della sua campagna elettorale, 2 luoghi che dovrebbero essere rilanciati? Assolutamente sì. Il primo posto dove ti porto e vi porto è l'ex caserma Prandina in Corso Milano. Questo è l'inizio, l'entrata della mitica caserma Prandina, una struttura enorme, militare, abbandonata da 25 anni, dove con urgenza si rompono i cancelli, i lucchetti e si fanno 3-4 mila posti auto che daranno ossigeno al centro storico. Da qui partiranno 3-4 minibus fino alle 3 di notte per risolvere il problema parcheggi in città. Quest'area è enorme, potrebbe diventare una cittadella dell'artigianato o altre idee che la città deciderà. Allora adesso andiamo in un altro posto? Sì, adesso andiamo nel simbolo dell'insicurezza della città, il campo Rom Nomadi in via Longhin. Questo è il famoso campo Rom di via Longhin, è un pezzo perché poi c'è un altro pezzo di là ed è il luogo dove noi decidiamo di fare pulizia. Pulizia perché da qua partono tutte le forme di accattonaggio e di furti legate ai campi Rom, ce ne sono altri 2, ma questo è il simbolo del recupero della città, è il simbolo della necessità di ripulire Padova. Non è una questione razzista, i Rom possono avere le loro abitudini e tradizioni, è una questione di legalità. Con quale degli altri 8 candidati farebbe un viaggio? Ma direi con Colasio, farei un viaggio sia vero e sia un viaggio politico. Mi piace il suo programma, mi piacerebbe che fosse un mio assessore se io fossi sindaco. Se qui a fine campagna elettorale dovesse scegliere un testimonial padovano per un viaggio attraverso Padova, chi sceglierebbe? Sceglierei un poliziotto e sono i primi che dobbiamo ringraziare, quindi i primi con i quali vorrei fare questo viaggio di recupero di Padova. Grazie. Arrivederci. Arrivederci, grazie.